Ok, ci siamo. Ci siamo. Un attimo che apro tutto. Io, quando leggo quel nome, avvio il gioco. Poi gli mando anche un messaggio e gli dico che sono online. A volte se la prende sta chat, a volte no. Va bene. Ecco qua, a posto. Che voi qua con YouTube, che problema c'è? Cioè, è sempre funzionato finora, mo cacci i problemi, non ho capito. Dice che è connesso ma con errori. Non capisco. Però vedi il nome della live e tutto. Forse che giustamente non sono ancora. No, ci siamo, ci siamo. Vabbè, ragazzi, ogni giorno un problema nuovo, ma sti grandissimi cazzi, come direbbe il saggio. E noi continuiamo lo stesso. Allora io inizio almeno ad avviare il gioco. Io avviso quell'omino. Chiesto se fossi il cugino di Alan Wake. No, no, mi ha risposto. Vabbè. Esimio, io sono in live e se non leggo il suo nominativo, come sempre, non parto. Quindi l'aspetto qui quando vuole essere a sua disposizione. Allora, inizio a caricarlo. Settiamo tutto. Togliolo per il nasino. Anzi, è arrivato un cazzo di freddo all'improvviso, porcaccia la miseria. Non capisco sta cosa della chat che non se la sta prendendo, ma vabbè. Esimio salve, avevo fatto un vocale ma non avevo staccato né premuto invio. Yes. Sono online, quando vuole l'attuendo. Allora, nel frattempo aspettiamo Cree. Ok, mi ha anche risposto che è uomo. Che è uomo, signori di Twitch. Allora, io credo che i messaggi da YouTube dovrei vederli normalmente. Non capisco perché mi stia cacciando sto problema adesso. Anche perché andavi 5 minuti fa, tra l'altro. No, è collegato. Vabbè. Ok, la webcamera va. Ogni tanto mi si stacca la cam, non sto riuscendo a capire il perché. Allora, io metto la chat. La chat così, faccio anche aggiornare. Ok. Tio di Italian One. Oh, Tio, non avevo visto, ma gli mando un messaggio. Grazie per il follow. Scusa se non ti ho ringraziato a tempo, ma sono uno streamer un po' idiota e finisce che mi perdo le notifiche. Grazie ancora. Ecco qua. Allora, ho visto una persona che si è collegata. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Allora, io inizio a riprendere la partita. Buonasera a chi sta entrando. Potete unirvi anche. Se n'è andato. Non era lui. Sembrava lui, ma non è lui. Allora, io nel frattempo, il gioco comunque si vede. È un po' se posso fare comunque qualcosa. Allora, questo lo facciamo quando viene Cree. Eccolo qua, è arrivato. Eccolo qua. Detto, metto il punto abilità quando arriva Christian. Durata levitazione più 10%. A posto. Ci siamo, signor Christian. Ci siamo. Noi ci siamo lasciati qui. Abbiamo varie cose da fare. Abbiamo come quest, più che altro. A parte queste qui va bene. Cerca Dylan nella cella di massima sicurezza al quinto piano. Abbiamo le nuove missioni per Ati. C'è il dovere di frigorifero.
C'è quel giovincello bloccato al quarto piano. Faccio scegliere a te, Christian. Dove vogliamo rivolgerci? No, ti metto le missioni davanti. Dici come dobbiamo andare avanti. Buonasera anche a chi è entrato adesso. No, non se ne sono andati. Vabbè. Fanculo, non saluto più nessuno quando entro. Faccio pure, inizia a fare pure il maleducato oggigiorno. Allora, non considerare la prima perché comunque è una missione extra. Queste quattro qua. Il custode di mio fratello. Che disastro, rimuovi l'ostruzione. Trova il medico perduto. E dovere di frigorifero. So che vorresti che io ti suggerissi dove andare per trovare altro di quel personaggio, di quell'omino che a noi piace tanto, ma non ti dirò nient'altro. Ho detto tutto. Allora, quindi facciamo... Che disastro, rimuovi l'ostruzione. Benissimo. Allora, dobbiamo innanzitutto teletrasportarci allora. Quindi. No, Christian, non si può. Hai avuto una buona dose di Wake la volta scorsa. Oh. Allora, qui c'è il frigorifero e ci dobbiamo tornare dopo. La levitazione lievita che è un piacere. Magari chi lo sa potrebbe apparire all'improvviso. Chi lo sa? Magari giriamo un vicolo, appare che cosa ne sappiamo, Christian? Adesso però sappiamo che c'è. Vai, vai, la controllo subito. Inizio a vedere dove mi conviene spawnare. Qui, sì. Sì, nella zona di sopra, ok. Guardo subito. Minchia, sono sulla TV. Oh, Christian, quale onore. Ma io sono un piccolo streamer, sono abituato a spazi piccoli sui telefoni, nei microondi, da qualche parte. No, sulle TV grosse. Però toglimi una soddisfazione. Si vede bene e gira a 60 almeno. Ah, fa muc, ma leva una soddisfazione una volta tanto. Madò, guarda là che bello. Sembra un insetto sul tuo monitor, però così, in basso a sinistra, sai? Oh, sono stato tutto ieri ad ottimizzare OBS, sono passato alla versione beta, ho aggiustato tutto, ho sistemato tutto. Mo' si va a sparare ai nemici. Allora, noi dobbiamo risolvere la situazione qui nelle pompe di refrigerazione della struttura. E non ci potevamo andare prima. Che se forse ci avevi fatto caso pure prima, Cri. C'era questo passaggio che noi non potevamo raggiungere. E io, piccola confessione, per capire che dovevo andare qui sopra, e vi lascio immaginare quanto ho camminato come un coglione in lungo e in largo e non avevo capito. Ho sbloccato la levitazione, forse devo andare in alto. Sì, ecco, appunto. Ragazzi, mo siamo entrati però, eh. Muori, 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 muori. Muori. Che poi avevo letto sott'occhio, prima avevo letto ti mando una foto 8. Ho detto che cazzo mi manda foto 8 di Alan Wake. È stato un misunderstanding, tutto a posto. Allora, io penso che l'Oldest House abbia un problema di funghi. Credo, mi permetto di... Non sono un esperto, non ne capisco. Però secondo me nel bureau c'è un altro problema oltre Alice che ci vuole sottomettere e soggiogare tutta la razza umana a quanto pare. Allora, noi comunque siamo la direttrice. Porca la puttana. Mica siamo la prima deficiente che camminava qui vicino, entrava no. C'è qualcuno? Se viene qualcuno da dietro...
Oh, ok. Vediamo se c'è qualche altro passaggio. Che bella la mia testa di merda. E anche i giochi fatti una decina di volte, ogni singola volta, poi non me li ricordo. Che bello. Che bello essere deficienti alcune volte. Così come adesso. Allora, io penso che dobbiamo... Ragazzi, mi è diventata una discoteca di là, non ho capito. Colpiti. E uno, e due, e tre. Piano piano. Ecco qua. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa da lontano. Ok. Però se lo butto addosso al palo, non è che poi ci possiamo riuscire facilmente. Allora, impulso rituale. Dobbiamo andare... Dobbiamo salire ancora. Non ricordo, ragazzi, non ricordo. Non ricordo, non ricordo. Dovrebbe esserci un ingresso qui, forse in basso? Eccolo là, eccolo là, eccolo là, fermi. Con la levitazione il modo di muoversi cambia completamente il gioco. Stazione di pompaggio. Ecco qua, siamo arrivati. C'è della bella merda qui sotto, eh. Allora, a questo punto c'è un documentazio. Procedure per il distributore d'acqua. Ecco qua. Procedura di contenimento. A questo punto, direi, caro Christian, se noi prima, dall'inizio del gioco, ci siamo letti tutti i documenti in maniera scrupolosa e coscienziosa, con quello che è successo la volta precedente, dobbiamo continuare. A questo punto, dammi anche tu una mano, un orecchio, un braccio, un femore, qualcosa, un arto componibile, qualsiasi riferimento riusciamo a trovare. Ti pare? Potrebbe esserci qualcosa ovunque ormai. Abbiamo trovato in una stanza segreta, ci è apparso il bello e caro signor Wake che ci ha detto cose. Quindi ci prendiamo con calma e ci leggiamo tutti i documenti che troviamo. Allora. Se la forma dell'oggetto è diversa da qualsiasi altra precedentemente riportata, prendere nota descrivendone la nuova forma. Descrizione dell'effetto alterato. Aspetta, fermo, 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 fermo immobile, Cri. Ok, aspetta, faccio un po' di intrattenimento nel frattempo. Ah, ma posso di tutto il finale di Alan Wake. Allora, dovete sapere che Alan Wake, alla fine del secondo gioco, lui prima parte per Roma, poi però vede che c'è traffico, quindi decide di cambiare strada e arriva a casa di Christian. Christian apre la porta e si trova Alan Wake e vissero tutti felici e contenti. A posto. Ecco qua. Aspettiamo Christian che torna. Ok, bentornato. Io nel frattempo ho raccontato il finale di Alan Wake 2. A posto, così, in libertà. Toh, via, così. Quindi fai conto che ho detto il finale di Alan Wake 2 e tu non l'hai sentito. Bene, molto bene. E non da a recuperare la live. Attenzione, perché lo scoprirò. No, ho detto dirò il finale di Alan Wake 2, ma vuoi sapere come finiva? Che Alan Wake andava a Roma, trovava il traffico e poi si trovava a casa tua. Cioè, questo è stato il racconto che ho fatto, Gri, non ti preoccupare. Ogni cosa a suo tempo. Ecco. Allora, la vera forma e il vero aspetto dell'oggetto sono sconosciuti. È noto che assume la forma dei seguenti oggetti: portachiave, portavivande, chiave inglese, microscopio, spillatrice, occhiali, tubo postale e cucchiaio. L'oggetto è in grado di adottare la forma fisica di elementi nelle sue immediate vicinanze. L'oggetto è capace di effettuare alcuni limitati movimenti fisici, riposizionandosi ogni volta che cambia forma.
Ciò si verifica quando non è osservato, sia fisicamente che digitalmente. A causa di ciò la trascrizione tra le diverse forme non è mai stata osservata. Recitando la formula I14 o I32 è possibile costringere l'oggetto a svelarsi vibrando. Contesto. L'oggetto è stato inizialmente scoperto all'interno dell'agenzia stessa. Che sia stato portato da un agente intenzionalmente o in altro modo, o che si trovasse lì prima dell'arrivo dell'agenzia alla Oldest House, non è noto. Quindi ricordiamoci sempre che siamo in un ufficio governativo dove ti giri, c'è un portavivante che tu prendi per fare un bel pranzetto in orario di lavoro, in realtà è un'entità sovrannaturale, ti prende, ti porta e arrivederci. Tante care cose. Spero che gli paghino un buono stipendio a chi lavora al bureau, che sennò è un problema. Allora, a questo punto ci servono 2 batterie. Qui è chioso. Allora, aspetta, che noi abbiamo il potere del salto. Allora, ah sì, questo era un enigma. Aspettate. Metti qua e si apre qua. Poi metti qua. E cicci qua. Uno metti qua. Poi si va qui sopra qua. Sì, voglio control 2. Sì. Sam Lake, ti prego. Dacci notizie. Ecco qua. Abbiamo attivato la pompa. Quindi a questo punto possiamo attivarla qui. Vai a livello inferiore e rimuovi l'ostruzione. Ok. Quindi, come possiamo vedere, è diminuita, per fortuna. E adesso andiamo a completare l'opera. Allora. 1. Non riesco a colpire questo. Come mai? C'è un problema? Jesse, c'è un problema? Ecco qua. Andiamo di cazzotto da vicino e risolviamo il problema. Via. Ok, e abbiamo completato la quest. A posto. Ecco qua. Fatto. Fatto. E mo adesso finalmente stiamo iniziando a prenderne un attimino di migliori. Allora, Cri, che cosa facciamo adesso? Abbiamo avuto questo piccolo intermezzo. Abbiamo aiutato Ati e aiutare Ati è sempre cosa buona e giusta, credo. Quindi possiamo tornare. Di qua. Ce ne risaliamo dalla salita qui. Inizio a raggiungere un teleporto. Mentre Cree ci dice come vuole proseguire. Cree, ti ho detto, scegli pure tranquillamente, tanto l'ho finito una decina di volte. Vai tranquillo. Mi fa piacere che tu ti goda l'esperienza. Nel senso, scegli tu adesso che... Che cazzo è successo? Che quest facciamo? Questa qui l'abbiamo finita. Era un piccolo aperitivo questo. Prego, abbiamo queste 3 adesso. Magari ti sto facendo fare così perché c'è una strada che forse potrebbe portare ad altro e voglio vedere tu se... No, già abbiamo aiutato in servizio. Già abbiamo già fatto. Ah, ti sta a posto. Ah, ti tutto bene. Alto, fermi tutti. Fermissimo. Solo queste 3 quelle che abbiamo. Eccole qua. Sono queste 3 di nuovo. Il custode di mio fratello, una questione di tempo. Questa è quella del medico che abbiamo trovato
fuori quel cavo di sicurezza. Ho detto, guarda, c'è il medico che è andato nella stanza degli orologi. Puoi aiutarmi a trovarlo? Noi siamo entrati e poi siamo usciti perché ti dovevo mostrare una cosa. Ok, facciamo una questione di tempo allora. Quindi noi innanzitutto abbiamo 3 punti abilità e noi usandone 2 adesso sblocchiamo un altro slot mod personale. Quindi orologio Alan Wake. Va bene, va benissimo. Va bene, Cree, hai scelto questo? Facciamo questo. Qual è il problema? Allora, qua ci sblocchiamo levitazione perché giustamente mi sembra giusto. Più, più sequestro durata 5% in più. Allora, a questo punto noi creazioni astrali. Dobbiamo trovare un'altra memoria della casa. Porca la miseria, che se no non possiamo potenziarci le creazioni. Va bene. Anche perché, ecco, tipo c'è perforazione. Questa la faccio immediatamente. Allora, facciamo così. Facciamo così. Ci togliamo rapidità e mettiamo perforazione. Perforazione addirittura a 2 slot. Quindi mica cazzi. Mettiamo per rarità e gli mettiamo uno zoom del 15% così miriamo meglio. Più no, meglio la cadenza di tiro migliorata. Qua non ne abbiamo altri. Come mod personali mettiamo ripristina salute più un 57%, quindi recuperiamo quasi sempre l'energia. Togliamo questo e ci mettiamo costo energia lancio di meno più costo evasione meno 14%. Toh, siamo pronti? Allora, la nuova arma ha solo 2 colpi, si carica, però Chris, se ti becco ti rompo in tanti pezzettini, tanti, tanti propri, tantissimi. Allora, spostamento rapido, zona di contenimento, noi dobbiamo andare alla soglia isolata. Allora, io penso devo solo alzarmi quando viene Gianmarco per aprirgli la porta, però vedo che sta andando tutto stranamente troppo bene questa sera. OBS, la versione 31 in beta, davvero mi ha fatto miracoli, o sono riuscito ad aggiustare le cose per bene. Allora, vediamo qui cosa c'è. Qui ci sono orologi, ce ne sono un bel po'. Vediamo se c'è qualche documento. Qui qualcuno dice che forse l'orologio è collegato al signor Wake, quindi... Oh, salve, sei tu? Mi scusi, conosce il signor Wake? Chiedo così, per curiosità. Salve. Forse chi lo sa? Noi l'abbiamo trovato. Let's go. Ok. Allora, dobbiamo scortare lui. A posto, vadi. Vadi. Vadi tranquillo. La proteggio io. Allora, seguiamolo perché c'è un altro cadavere qui. Oh, però noi siamo la direttrice. Dammi sta scheda per Dove vai? Dobbiamo andare di là. Ok, va bene. Mi segua allora. Ok. Ci sono tanti orologi. This used to be a regular office wing before the threshold manifested. The forces at play in there got a hold of someone's old clock Ecco and qua. started...
Cri, dimmi se si sente l'audio. La voce è il solito problema. Vediamo un po' se si è risolto. Vabbè, al momento stanno parlando proprio, quindi il problema non ce l'abbiamo. No, no, ma è basso pure a me, Cri. Non si sente niente, c'è pochissimo rumore, proprio basso di base. Mm. Sembra un video di prova questo. E c'era qualcuno là fuori, però. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Posso tornare indietro? No, c'era qualcuno fuori la porta. Darling è un simpaticone, dai. Va bene. Ok, a posto. Siamo fermi con queste palle, dottore? Dottore, ecco, a posto. Bene. Va bene. Così. Perché no, Cri? And then its clock's all the way down. Allora, bene. Vediamo un po' di qua cosa c'è. Oh, 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 ci sono dei bizantini. Attenzione. Sì, era tutto perfettamente chiaro. Eccolo. Allora, proviamo la nuova arma. Così, per vedere l'effetto che fa. Lui adesso è fullato. Eh no, non è fullato più. Vai, 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 vai. No, aspetta, aspetta, aspetta. Si sta caricando l'arma. Aspetta, non spara. Luca. A me il gameplay di Control da giocare piace troppo. Io mi diverto troppo. Aspetta, aspetta, non ti muovere. Eh sì, anche lui lo sente questo. Oddio, non l'ha sentito tantissimo il secondo, però. Vai. Suca. Madonna, mi ero attratto la bomba. Un secondo dopo. Allora, raccogli tutto perché ci servono i materiali. È chiusa. Find a way around. Ma con chi credi che stai parlando? Scusa, guarda. Suca. No. Posso sparargli? No, dobbiamo girare intorno. Di qua. The anchor. Yeah. Langston said it'd be a simple item retrieval. But the power of that thing. I've never seen anything like it. Ecco qua, prego. Che poi fossi stato io, Cri. Braccio dentro. Tiri un oggetto su e lo butti addosso al pulsante. Sarebbe stato un pochino più comodo. Però poi io i miei poteri li utilizzo così, eh. Siamo in un paese libero, ognuno usa i poteri che ha come cazzo gli pare e piace. Allora, inserto sulla cassetta di posta. Della posta. Contesto. Gli agenti sono arrivati nella cittadina di Jasper Crossing, in Arizona, dopo che il Dipartimento Comunicazioni ha intercettato diverse telefonate alle autorità locali relative ad alcune persone congelate nelle strade. 4 dei 5 agenti inviati sono stati paralizzati una volta giunti sulla scena. Sono così state inviate ulteriori squadre di valutazione. Sono state provate diverse varianti delle formule di identificazione senza alcun risultato efficace. Ricordiamoci, nel file di prima che abbiamo trovato sull'oggetto che si trasformava e cambiava continuamente forma, già lì ci avevano detto le formule che abbiamo
ci permettono di far fare piccole cose all'oggetto. Quindi il bureau, un modo di controllare queste forze, queste creature, queste entità, ancora non abbiamo capito effettivamente cosa siano. Lo avevano trovato. Gli agenti hanno utilizzato la fotografia aerea per studiare il posizionamento degli individui paralizzati. Poco dopo gli agenti hanno scoperto che l'epicentro dell'evento era l'ufficio postale. Gli agenti insensibili all'effetto hanno ripulito l'area da tutti i civili, animali e membri del personale dell'agenzia paralizzati, prima di iniziare a studiare l'oggetto. Gli agenti ritenuti suscettibili all'oggetto sono stati incaricati di interrogare e reinformare il pubblico lontano dal sito. L'oggetto è stato subito posizionato su un veicolo da trasporto guidato da agenti insensibili ai suoi effetti. Il trasporto aereo è stato ritenuto troppo pericoloso data la natura dell'effetto dell'oggetto. Numerose segnalazioni di paralisi temporanee sono state segnalate dai civili lungo il tragitto del camion dall'Arizona a New York. Se lo mettevi su un aereo, si congelava il pilota, l'aereo cadeva. Mi sembra sì, un piano corretto. E questo è un documento del 15 giugno dell'86. Diciamo che nel mondo sono accadute un bel po' di eventi e situazioni alterate già da diverso tempo. Così come se ci pensiamo con Alan Wake. Se ti ricordi, Cree, in Alan Wake non solo si parlava di, come dire, aspetta, come da... non c'è stato solo Alan, ecco, mettiamola così. Sembra che sparizioni e problemi a Bright Falls ci fossero stati già da un bel po' di anni. Ti ricordi? Non dimentichiamoci il caro Palombaro Zane che è lì e ci dà in qualche modo una mano ed è ancora bloccato anche lui là dentro. Non è tanto diverso da quello che sta succedendo qui, ecco, mettiamola così. Ci sono degli eventi che accadono da lungo tempo e che riguardano il paranormale, mettiamola così. Allora, tu hai rotto il cazzo. Ecco qua. A posto, vedi. Quando uno parla con le buone maniere e poi viene ascoltato. Luca. Anzi tu, dammi una mano. Via. Dov'è? Ah, io stavo mirando all'alleato. Ok. Quindi contemporaneamente, mentre abbiamo... E a questo punto ne abbiamo la prova che ciò che sta succedendo in questo universo, nell'universo di Control, sta accadendo contemporaneamente, mettiamola così, anche a Bright Falls. E il bureau sa che c'è una situazione strana a Bright Falls. Questo ci fa comunque pure un attimino rivalutare il tutto, perché è vero, Alan Wake sta passando dei guai che, ma io neanche al mio peggior nemico augurerei mai. Però, se paragoniamo quello a quello che sta accadendo qua dentro, diciamo che Alan a confronto si sta facendo una villeggiatura. Mettiamola così, facendo un po' le vacanze estive. Toh. È vero che anche qui come ti muovi al 90% rischi la morte, però inserto sul frigorifero, attenzione. Interrogatorio A, 20 novembre del 74. Quindi andiamo ancora di più indietro nel tempo. Alan Wake, inizia con la
È lui. È lui, Christian. A posto. Quindi questo è un documento tra Alan. No, magari penso che se riguardava Alan Wake sarebbe stato scritto un attimino più grosso come ci è capitato prima. Può dirci perché quel giorno ho lasciato l'edificio? Ero andato a comprare delle uova a quel negozietto all'angolo della 36esima. Ecco perché ho lasciato Michael da solo. Sapevo che sarei stato via per poco. Quando sono uscito stava disegnando sul tavolo. Aveva i suoi pastelli con sé. Era felice. Quando era a un isolato di distanza l'edificio è crollato. Sono corso indietro e ho iniziato a scavare. Gli operai hanno trovato Mikey più tardi accanto al frigorifero. I disegni non si erano staccati. Era stato colpito da tonnellate di mattoni, ma i disegni erano ancora lì. Com'è possibile? Ha tenuto il frigorifero dopo l'incidente? Perché? Aveva ancora i suoi disegni. Dio deve averli protetti per un motivo, no? Tornavo a casa dal lavoro e li fissavo per tutta la notte. Stavo molto male allora. Perché ha venduto il frigorifero con i disegni di suo figlio ancora su di esso? Erano attaccati o roba del genere. Ho pensato di toglierli dai magneti, ma forse era meglio se non li avessi conservati, no? Tutti mi dicevano che dovevo andare avanti. E comunque, cosa c'entra il mio frigorifero con il crollo dell'edificio? Fine della parte rilevante. Quindi mi sa che sta parlando dello stesso frigorifero di cui abbiamo la quest dall'altra parte? Anche perché se esistono più frigoriferi al mondo con questo problema, io non uso più frigoriferi e facciamo prima. Vediamo un po' nella stanzetta qui cosa c'è. Ci sono un po' di materiale, un po' di cose. Ok. Non si può aprire? Va bene. Allora. Qua c'è il bagno. Allora. Niente anche qui. Ok, che di solito in bagno ci sono delle casse di equipaggiamento. Momento, stiamo andando. Facci cercare i documenti. Ora abbiamo scoperto che il bureau sa di Alan Wake. Sa proprio, lo conosce personalmente. E quindi? Allora, adesso devo attivare il teleport qui. Aspetta che non ricordo. Tanto c'era un'altra cassa. Ma moc, non ce ne dimentichiamo. Sì, 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 aspetta. Si continua davanti, è vero. E quanti orologi, però. Ne sono un bel po'. Allora, se sono tutti i giochi che usciranno di Alan Wake, io sono d'accordo, Christian. Christian, va bene. Va bene. Va bene. Sì, sì, va bene. Spin-off, DLC, fateli tutti, fateli tutti. A noi Christian, ti dispiace? Anche se un uomo davanti al frigorifero mi sembra spaventato. Tu ti ricordi il frigorifero che avevamo trovato? Che cosa aveva? Quello di cui abbiamo già letto il documento. I'm the medic. Ok. It's my job. Sempre bello rompere i cessi. Toh. È disponibile un nuovo pacchetto Pokémon. E io non mi ricordo dove devo andare. Di qua. Ok, giustamente uscita. Allora, prima di prendere il teletrasporto, però. Stai zitto. Zitto. Aspetta, che va? Dove va? Andiamo. Dove va? Dove va? Allora, aspetta. Fermo. I miei sensi di ragno hanno vibrato un attimino. Agno. Come cazzo mi stavo uscendo? Allora, mi è crashato Payday 3 nel mezzo di una rapina in cui ero da mezzo. E tu ti metti in coda per fare una rapina su Payday per poi bruciartela a metà. Franci,
scegli un altro gioco, Franci. Franci, che devi fare con Payday 3? Già se sei arrivato al livello 100... Che livello sei adesso? C'ho la strana sensazione, il ricordo che io la primissima volta che feci sta zona feci esattamente questo e lui mi si buggò in qualche modo. Quindi, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Noi non possiamo andare col teletrasporto, vero? Vero? Che colpa ne ho io? È crashato. Francesco. Aggiornamenti driver fatti tutti? Patch installate? Tutto a posto? Non lo puoi ottimizzare in qualche modo? No, quindi dobbiamo andare per forza da lui. Eh, ingresso soglia isolato, ok. Mi è venuto un attimo sto ricordo e vorrei evitare di aver bug. Allora, ricordiamo sempre con tutto l'affetto e quello che ne ha scaturito che io per il finale di Alan Wake 2 ho dovuto aspettare un mese per la patch. 30 giorni. 30 giorni dove io sono andato ripetutamente in tutti i luoghi della mappa, tutti, per vedere se usciva qualcosa. Tutto questo per i successivi 30 giorni. Allora, c'è un documento. Chiacchierata di lavoro. Parti di aereo. Ok, signor Ken morto, dimmi che ne pensi di questo. Sai quell'aeroplano che abbiamo portato? Cioè l'aeroplano vero e proprio? Indovina a chi hanno chiesto di catalogare ogni singolo pezzo di quell'aereo per farlo esaminare come sospetto stato alterato? Ho contato ogni singolo bullone, vite e pezzo di metallo non connesso. E quello è solo l'esterno di quella dannata cosa. Sai quanti pezzi di ferramenta servono per costruire un aereo? Lo so, lo so. Beh, non ricordo ci siano aerei in Alan Wake, quindi possiamo andare avanti. Sì, Gri, davvero, io giocavo così la primissima volta. A me i documenti ci doveva stare qualcosa da Alan Wake. Facevo un giro veloce, confesso il peccato, la prima volta, il primo proprio gameplay, i documenti che trovavo, lettura veloce, c'è qualcosa che mi ricorda Alan Wake? No, via, butto avanti, mi interessa. Se c'era qualche foto o qualcosa che mi ricordava qualcosa, no, no, non penso si riferisse a quello. Infatti dovetti farmi subito una nuova run a control perché poi mi resi conto che da quel punto che ti ho fatto vedere l'altra volta alla fine, ma i documenti e altro io non avevo letto un cazzo di niente. Niente, niente, di niente, di niente. Allora, di qua sta a posto. Di qua sembra tranquillo. Beh, non credo, però ricordo di un aereo abbattuto. Allora, c'era l'aereo abbattuto in mezzo alla foresta, sì. Però penso che se fosse stato quello per la direzione che comunque sta prendendo il tutto, ci sarebbe stato scritto con una semplice riga. Oh, ricordi quell'aereo che è precipitato, quello che è caduto a Bright Falls? A posto, fatto. Oh, la cosa che penso stai apprezzando e piace anche a te di Remedy e del suo modo di fare è che i collegamenti quando ci sono e te li devono far capire, sono palesi, cioè te lo fanno proprio capire. Ti prendono con la manina e ti dicono: Toh, guarda, c'è la lore. Prendi, capiscila e vedi che va tutto bene. Allora,
Quindi su questo Remedy è sempre stata molto, molto, molto buona. Poi ci lascia altri 258 misteri. Questo è un altro mistero. Allora, la zona qui scatticchia un po'. Aspetta un attimo, Cri, fammi vedere se OBS almeno a te sta reggendo. Aspetta un attimo. No, ok, ok, si è caricato. Aspettate. Mi metto un attimo la chat. Ok, a posto. Fatto, tutto risolto. Allora, qui cosa c'è? C'è un documento. Inserto sul manichino. L'ultimo proprietario dell'oggetto era Madame, una cantante lirica di Berlino. Dopo che la sua carriera è terminata a causa di uno scandalo pubblico, si è trasferita nel Maine per motivi sconosciuti. Con lei sono arrivati anche tutti gli orpelli della sua vita precedente, incluso tale oggetto. Secondo gli abitanti locali, negli anni trascorsi ha lasciato raramente la propria abitazione. Dopo la sua morte, causata da... Lo Stato ha tenuto un'asta pubblica per vendere i suoi effetti personali, dopo essersi accertato che non avesse alcun parente noto. Ci sono vari rapporti personali in conflitto, ma le dichiarazioni fornite dai testimoni dell'evento contengono alcuni elementi comuni. Quasi ogni testimone ha visto numerosi manichini irrompere dalle finestre, rotolando fuori. Alcuni hanno segnalato la presenza di luci luminose, altri la presenza di un canto acuto, ma non sono state verificate. Numerosi civili che si trovavano nella casa al momento dell'incidente sono stati ricoverati in ospedale per varie ferite. Due di loro sono morti schiacciati. Dopo aver visto un articolo su questi eventi durante i controlli quotidiani dell'agenzia sui principali periodici nazionali, alcuni agenti sono stati inviati in loco. L'oggetto è stato identificato rapidamente e portato all'agenzia. Quindi c'è anche il busto di un manichino che crea qualche casino, va bene. Tu ti ricordi che prima avevamo trovato una stanza e c'erano dei manichini dentro ed era una stanza che puzzava un po'. Puzzava. Ok, vai da solo? Vai, vai. Vai, andiamo dal tuo amico, vai. Allora, lui era... Mi sembra... Aspetta, ma non mi ricordo da che lato era lui, aspetta. Allora, però aspetta, Cri, una cosa che non abbiamo fatto. Secondo te qui sopra ci sarà qualcosa? No, no, non c'è niente, va bene. Peccato, peccato. No, non c'era nulla di strano. C'era nulla di strano. Allora, completiamo questa e poi gli diamo un'occhiata un attimino meglio. Salve, abbiamo portato il tuo amichetto. Wells. Marò, non mi di che ti devo prima parlare e poi ti muovi, dai, dai. Wells, Wells, sono qua, guarda, vedi che sto andando di qua, vedi? Oh, Let's go. andiamo. Mm. Wells, fai vedere un po' il tuo contratto. Devo controllare un attimo una cosa, perché tu sei stato assunto con regolare contratto, sì? No, perché... no. Hold on. Aspetta, cosa devo aspettare? C'è qualcosa di strano, cosa? Che è successo? Aglia, c'è un problema. C'è un problema. Horowitz. Oh, No, è stato preso dall'IS.
o come diremmo a Napoli, è stato preso puris. Perché qua a Napoli con is indichiamo lui. Quindi il fatto che il nemico principale sia is e accadono situazioni del genere, da ragazzo deficiente qual ero, mentre giocavo mi scompisciavo letteralmente sotto per ste cazzate a cui pensavo. No, Aglia mi ha fatto malissimo. Aspetta. Non ti muovere. Ecco qua. Ma è bello duro. Vai, vai. Caricato? Tua sorella. Tua sorella. Oh, non me lo ricordavo tanto duro a lui, Beh, che non c'ho proprio l'equipaggiamento, cioè è come se stessi giocando un pochino più in hard mode, perché non sto farmando proprio neanche offline, Cri. Quindi diciamo che è un pochino più difficile del normale. Attenzione. Che mi deve fare una foto, scusami. No. Aspetta che sto tutto concentrato, aspetta. Aspetta, non fare niente. Fatto, fatto, fatto. Vaffanculo. Ok, allora. No, così si diceva, Ah, ok, ok, ok. Mo' l'ho capita. Cioè, un po' bucio di culo così però, Allora, beh, però siamo usciti vittoriosi e questa è una cosa importante. Allora, Wells. Wells, ma tu sei sicuro che c'è il contratto qua col bureau? Ma è giusto. Ci pensiamo noi, qual è il problema? Wells, io non vorrei dire, no, però, vai giù al deposito e succede il casino e va bene, succede, capita, l'ufficio è questo. E ti muovi con noi e ci attaccano e orologi che e cose. Va bene, ci sta. Torniamo indietro e l'amico che si è sacrificato per dirci guarda, salva il mio amico, ha fatto sta brutta fine. Ora, purtroppo, ma così, dico. Alla fine con gli orologi niente riferimento ad Alan, ma noi adesso dobbiamo tornare là, Cri. Noi dobbiamo tornare là. La quest non è finita. Christian, non è finita. Tu pensavi che fosse finita. Lo supponevi, lo credevi. Ma non è finita. Noi quando siamo stati nella stanza lì, noi siamo andati in quel punto dove ci ha detto qui dentro è stata un attimino isolata l'ancora, che è l'oggetto del potere. Ho detto ok, grazie che mi hai riportato sano e salvo, però c'è ancora quel problema laggiù. Giustamente prima non ci faceva andare. Noi adesso se ritorniamo lì, potevo fare il giro breve, ma vabbè. Almeno prendiamo un pochino di esperienza e qualcosina quando possibile. Almeno lo stretto necessario di punti e di mod li devo fare perché se no non andiamo avanti, Cri. Ok, io continuavo a sparare ad un cadavere, va bene. Non ha funzionato il piano, non ce l'ho ancora l'abilità, fermi. Fermi, non ce l'ho ancora. C'è ancora la sfera, no. Mannaggia, si è recuperato. Ah, fanculo. Vieni, vieni, vieni.
Non mi interessi tu. Deve morire questa. Ok. Mano, mano, mano per favore. Mano. Ok. Minchia quanti ce ne sono. Ok, però mo adesso... Vai. Vai. Buonasera, c'è Charles. Buonasera a lei. Ok. Sì, giustamente i nemici stanno iniziando un attimino ad impegnarsi. Fatto uno, fatto due. Anche il mio Ok. amico Christian. Anche Christian. Sto facendo scegliere Christian, a Christian l'ordine della missione, Ok. quello che c'è da fare. Ho detto vai a fare la missione degli orologi perché orologi uguale Alan Wake. E quindi noi stiamo esplorando la zona qui. Buonasera Christian. Buonasera a lei, signor Gianmarco. Buonasera. Buonasera. Prima ci siamo divertiti col Fantazio. Pure io. Ha abbattuto il drago di ghiaccio. Detto parolacce quando dopo 20 minuti buoni per buttarlo giù. Aspetta, drago. Ha fatto tutto così. Vabbè. Luis, grande pezzo e me. No. Vincenzo mi ha aspettato il Sì, finale, sì. Ma come? Che Ma è perché? partita la pubblicità. Il tempo che aspettava Christian. Sì. Io mi sono messo a parlare e ho detto il finale di Alan Wake. Ma Che Alan che- Wake vuole andare a Roma. Ah, Alan Wake 2 finisce che Alan ah, vuole quindi andare a gli Roma, hai sbaglia gli hai strada detto e il va a vero casa sua. finale proprio. Sì, sì. Wow. Vabbè, dovevo. Wow, manco Dovevo. il finale quello Dovevo. base, gli hai detto proprio quello vero. Buonasera, già come stai? Tutto a posto, Christian? Allora, Spero anche a te. noi stiamo vedendo tutti i documenti, vediamo se si trova qualcosa. Io ho shoppato i pass di Pokémon. Io l'ho fatto pure io, 2 settimane gratuite. No, Uno no, lo io prova però e intanto si non me Ah, lo il tuo shoppo sei pure. Sì, sì, proprio... lo Va shoppo bene, pure. va bene. Io dopo facciamo anche lo Infatti sto spacchetto. già qua, stavo Va già bene. andando io. Allora, la soglia con effetto si è manifestata nel settore di contenimento nel bel mezzo del dipartimento. Contemporaneamente numerosi sono apparsi in zona, ferendo e uccidendo molti. Una volta portate a termine le operazioni di soccorso e sono stati mandati gli incursori per scoprire l'epicentro della soglia. L'incredibile numero di ha reso la spedizione impossibile. L'area è stata isolata dopo che la rimozione degli orologi è risultata impossibile. Il dipartimento è stato spostato e l'area abbandonata. I ricercatori teorizzano che la soglia introduca materia instabile nella nostra dimensione, la quale prende la forma di come quando introdotta in una più stabile. Fare riferimento al fascicolo 951 39 81 per il Io ho rapporto censurato il completo. messaggio. Ma aspetta, che ha censurato qui? Questo è... Perché sono usciti tre punti? Anch'io? Aspetta, no, voglio vedere se gliel'ha bloccata. Sembra strano. Aspetti, fermi tutti. Beh, No, così. che è successo? Ho capito, Gianmarco. Però se ti Posso dire di esce... più. Però se ti È esce la seconda questo... carta, non è manco la quinta. Ho capito, ma io se fossi in te mi Mi vergognerei serviva un tra poco. l'altro. Pure Diglett, Gli nulla. è uscito un Pikachu X, ma io non lo so. Aggiungere a collezione, grazie. Aggiungere a collezione. Grazie, Questo... grazie, Vabbè. grazie. No, no, vabbè, vabbè. Sempre l'educazione alla base di tutto. Molto bene. Christian, piccolo off topic, devo dire la verità. Devo dire proprio la verità. Io Dimmela. l'ho visto spacchettare questo uomo qua davanti a me. Qua davanti a me, Christian. Fa schifo. No, Christian. Christian, non ne Ti ho te. fatto vedere pure sugli altri. Può, rarità 5, può, rarità 8, può, rarità 7, può, rarità 8. Ma uno dietro l'altro. A me se mi esci in Pokémon o su qualche altro gioco la carta... Mi credi? Io a Persona 5X questa volta non abbiamo fatto lo spacchettamento classico del Day One insieme a lui. Non è andato tutto correttamente. Quando lo faccio con lui ho ottenuto sempre tutti i personaggi. Sempre. Hai visto? Faccio fare qualche pullata a lui. Cristo a posto. Cristo a posto. L'ho detto io. Voi non mi fidate.
Vi dovete fidare. Pure a me non sta scendendo più niente, niente di niente, Cri. Forza. Per fortuna quella mano santa di mia nipote 2 giorni fa mi ha fatto 2 pacchetti, 2 Cartex. E dici, va bene, Chiara. Ho detto, Ma bello vedi? di zio, faccio un bel regalo perché... c'è la miseria. Che poi c'era sua mamma e si è incazzata scherzando pure lei perché dice mi tiri le carte, a me non esce niente, le tiri a zio Enzo e fai uscire le cose. Quindi, Per forza. e io intanto mi sono goduto 2 carte ex anche molto belle. Proprio belle. Pisello di nonna. Sì, sì, Molto bene. sì. Molto, molto, molto bene. Allora, a questo punto noi, a parte che c'è una cassa lì sopra, e noi le casse ci piacciono, però Sì, questa... Allora, aspetta che questa stanza era un pochino particolare. Allora, aspetta. Infatti questo è uno dei punti dove io ci persi non so quanto tempo. Che mentre in altri giochi me ne sarei fottuto, qui la situazione era diversa. Può esserci qualcosa di Alan Wake, io già sapevo. Ma è giusto. Devo sapere, non mi interessa. Quindi qualunque puntino, botola, cosa... Devo avere. Io mio. Io feci la prima run, come stavo dicendo prima, che una volta trovato quel documento e visto quelle cose riguardo Alan Wake, i documenti successivi, già ma vedevo che non c'era niente di Alan Wake, io prendevo, buttavo, arrivederci e tanti saluti. Nella seconda run, che poi non mi ero manco letto i documenti di storia, quindi la storia l'avevo capita e non l'avevo capita. Quindi ho detto fammi un attimo capire per bene, perché poi Un col attimo. titolo io mi ci sono divertito. Per comprendere. Ogni singolo punto della mappa mi sono andato a vedere. Ma non perché mi interessava il segreto del gioco. No, c'era sta qualcosa di Alan Wake. No, io quello cercavo. Allora, tu sei brutto e cattivo e sei anche E grosso. ti tirano le pietre? No, mi tira un sacco di cose. Allora, sta boss fight. L'ancora. Lui mi sembra sparasse. Io l'ho trovato nel due. No, è Cristian, ma io tengo una specie di potere. Cioè, io è un. No, che... Giamma, non si chiama potere, si chiama culo. Ma è un'abilità. Cioè, c'ha un nome. È proprio un'abilità. C'ha un nome bello preciso. Ok, lui sputa orologi. Ok. Sono un idiota adesso. Mazza. Mi sembra che adesso venivano i tuoi amichetti. Allora. Non ti sei aperto di... Mi sembra che ti aprivi in senso orario, una cosa del genere. No. Quindi mo dovresti aprirti di qua. Oh, non cadere giù. Non cadere giù, non cadere giù. Ecco, ecco. Sì, c'ha qualche problema anche lui. Shottato da qualcosa che non si sa qualcosa, ma qualcosa è stato. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria. Un colpo ci è arrivato, boom, netto. Allora, qui stanno preparando un po' di sugo per domenica. Allora, di qua. Le casse già dovrebbero... Ok, già risultano aperte. Allora, facciamo in codesto modo qua. Facciamo in codesto modo qua. Preferisco togliere questo e mettere un pochino più di salute. Vediamo così. Sì, ok. Vieni, 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 vieni. Vieni che ti do una cosa bella, vieni. Vieni qua. No, lo stronzo si è messo dall'altro lato. Apriti sedano. Non si apre. Si è aperto. Dovrebbe venire di qua.
Vieni, vieni, dai. Dai. Ciccio? E allora? Ora quindi te ne vedi qua. Bisogna prima fare lui. Che se no ti sparo. Ho sbagliato l'arma. No, no, no. No, perché? 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 Luca. Vediamo un po' se ci riesco. Fisso però, non girare veloce. Perché Partite vedi? private? Sì, Cristian, si possono fare le partite private. Assolutamente. Gli scambi non sono ancora possibili, ma secondo Scambio. me si muoveranno a breve. Sì. Anche perché nel trailer si vedeva che potevi scambiare le carte con gli amici. No, no, ma c'è proprio l'opzione. Cioè c'è un bel lucchetto sopra che dice no. No. No, ha detto no. Ah, ci dobbiamo anche svuotare l'inventario, se no giustamente non prendiamo le mod nuove. E allora dopo ci facciamo energia. No, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Lo sapevo che finiva così. Lo sapevo. Muori. Non è morto. Fermati. Allora, aspetta. Aspetta. Tu vuoi rompere i coglioni? Non mi sembra il caso. Oh, cacchio, cacca, cacca, cacca. Jesse, vai, 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 vai. Apriti qua per piacere, per l'amor del cielo. Oh, ecco qua. E l'oggetto alterato, lo abbiamo un attimino liberato. Ah. E questo fu il boss dove io decisi di finalmente iniziare ad organizzarmi l'equipaggiamento, perché dal momento in cui io ero entrato nel bureau fino ad ora, ma se avevo cambiato una mod, qui era pure tanto. Però qua non ce la facevo proprio all'epoca. Noi ma adesso dobbiamo fare una bella cosa, che se no non possiamo prenderne gli altri. Ok, non capisco perché si sia tenuto. Continua a tenersi i pulsanti della tastiera. Vabbè. Allora, liberiamo un po' tutto. Iniziamo a lasciarci solo il livello 3, 4, 5. Chi più ne ha più ne metta. E qua dobbiamo fare la stessa cosa. Allora. E voilà, fatto, fatto. Allora, quindi adesso tocchiamo l'ancora. Sarà una nuova abilità? Ebbene sì, ebbene sì. Visto che ci ha dato dei bei punti esperienza, una bella abilità, ce la siamo guadagnata. Allora, vediamo un po' come li possiamo investire. Abbiamo 5 punti abilità. Allora, Cri, dove andiamo? Abbiamo salute più 20, energia più 20, danni da mischia più 30, danni di lancio 50, lancia oggetti e nemici pesanti quando la loro salute è bassa, scudo più 20%, quando viene annullato lo scudo scagli detriti contro i nemici circostanti, durata del sequestro più 10, premi RS durante la levitazione per colpire con forza il terreno e danneggiare i nemici circostanti. E un durata levitazione più 10%. Chiedo solo una cosa di Pokémon. Avevo perso il messaggio. L'avevo detto prima e ho risposto.
Le partite private. Ah no, questo l'hai risposto tu. Ieri ho provato con parti, ma no. No, noi già abbiamo giocato, ci siamo E riusciti. allora no, aspetta però. Forse c'è qualche problema perché ci avevo provato anche io con DJ Cree e Mm. non funzionava ieri. Non ci faceva giocare nemmeno a 1 centimetro di distanza. Allora forse è qualcosa che stavano facendo i server, perché noi abbiamo provato a giocare Io ti l'altro avevo giorno, infatti. siamo andati proprio Sì, sì, sì. rapidamente senza nessun tipo di problema. Cioè, forse c'è stato qualche problema nelle partite Che solo ieri. chi affronta i nemici sa cosa potenziare. Va bene, allora ci mettiamo, noi ne abbiamo 5. Un po' di levitazione, così duriamo di più. E direi 3 punti. Iniziamo ad usare anche un pochino lo scudo. Allora, creazioni astrali. Abbiamo sbloccato la possibilità di potenziare il frantumazione, che sarebbe comunque il fucile alla fine. Dobbiamo trovare i materiali per sbloccare innanzitutto qualcosa di forte, perforazione, e vedere di portarla comunque a qualche slot in più. Inizio a fare questa e dobbiamo trovare tutti questi materiali. Allora, a questo punto, visto che abbiamo aiutato un po' il bureau per bene, direi ci andiamo a fare il frigorifero. Torniamo al Panopticon e continuiamo a cercare un attimino nostro fratello che, ricordiamoci, non ce lo dimentichiamo, Mai. era nel punto più profondo di questo carcere di massima sicurezza per persone o per entità tendenzialmente pericolose e pronte a sterminare tutto il genere umano, però, 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 Però. È tipi però. però, Non so se conosci. però. Allora, siano sempre lodati i caricamenti veloci in ogni loro forma. Ecco qua, a posto. Allora, dobbiamo andare al quarto piano, quindi innanzitutto dobbiamo vedere un attimino. Eccolo qua, eccoti qua. Allora, qui io come ci entro? Il mio frigorifero? Allora, come entriamo qua? Come entriamo qua? Come entriamo là? Allora, no, non in questo modo, non in questo modo, non in questo modo, Jesse. Jesse, 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 con calma, Non Jesse. fare così, Jess. Jesse, non fare così. Dai, dai, troviamo qualcosa di Alan Wake. Yeah, non ti preoccupare. Allora, sezione 4. Non cadere giù, Jesse. Dobbiamo andare al quarto. Floor 2, floor. Ok, ok. Ok, adesso ce l'ho. Floor 3. Ok. Devo solo ricordare da dove si entrava, altrimenti andiamo a vedere da qualche parte. Allora. Anche perché il punto di salvataggio si trovava da quest'altro lato, quindi è una delle celle di qua. Noi così ci siamo fatti tutte le secondarie. Devo solo capire o ricordare in questo caso come si entrava là dentro. Ok, stanno girando il nuovo Fast and Furious. Mi sembra dovessi fare qualcosa qua. Mi sembra ci fosse un passaggio in alto, una cosa del genere. Allora, chiamiamo l'ascensore così evitiamo ogni qualsivoglia problema. Ascensore? Vabbè. Ascensore?
Solamente lei non è abituata come Alan ad avere una torcia con lei. Quindi ci faremo luce alla vecchia maniera. No. Anche questo è il quinto piano. No, no, no. Allora, facciamo così, facciamo così. Facciamo così. Senza che perdiamo stesso adesso un quefeno di tempo, come direbbero i saggi. Allora, andiamocene al quinto piano. Che non vorrei, che devo fare prima questo e si sblocca qualcosa lì alla... Oh, si sta grattando quando fa il cambio di zona. Allora. Ecco. Già vediamo un bel cigno in lontananza. Cioè già la cosa è più... un attimino più tranquilla, serena. Allora. Unità 9. Ok, qui abbiamo un palloncino, anzi due palloncini. Un pazzettino d'acqua. Un palloncino, palloncino. C'è una bella papera sotto forma di imbarcazione. Oggi devo aprire un pacchettino. Prego, Visto che prego. ce li ho al massimo. Prego, Devo prego. per forza. Prego, prego. Ecco qua, questo è quello che abbiamo trovato prima. Quello che cambia forma. Questo, dai. Serve tardi, guarda, dai. Qui c'è un piede di porco. Va bene. E questa è la cella. Eccolo qua. Lui era qui dentro. Ok, prego. E il fratello ha fatto un po' di casino, un po' di bordello. Lasciato un pochino andare. Hello. Can you hear me? Jesse. Aspetta che io mi prendo prima la cassa, Allora. Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. C'è un problema. Ho fatto un po' di casino. Quindi. Noi abbiamo fatto tutto sto po' di giro per arrivare qua dentro. Lui ci è andato a costituire dall'altro lato. Per favore. Ok, va bene. L'importante è che abbiamo trovato nostro fratello. Allora, osservazione. Dylan Faden. Gli viene portata la colazione, scende dal letto, usa il bagno, chiede che venga accesa la televisione, inizia a parlare da solo. La registrazione non è possibile a causa del rumore della televisione. Si arrabbia, eccetera, eccetera. Normale. Normale. Però è da notare effettivamente sta cosa relativa alla televisione che faceva accendere ogni tanto. Quindi lui accendeva la TV e iniziava a parlare da solo. Curioso. Io non mi vorrei sbagliare, perché poi uno pensa, riflette. Mi sembra. Ma non voglio dire che è un collegamento. No. Mi raccomando. Mi sembra che c'era un certo Thomas Zane che inviava segnali attraverso la televisione. Dici? Io lo dico così, Cioè, non è che uno mi vorrebbe dire o Non far lo so, credere non sono convinto di o quello far che dici. pensare alle persone che io voglio insinuare. No,
Assolutamente sei un no. insinuatore. Ma non mi permettere mai, non mi Quindi permettere tu mai. fai così. No, no. Bravo. Esatto, ma non solo. Quindi, Pessimo esempio. no, c'è una registrazione. Michael, so I thought I had to talk about Jessie, your sister. I just want to get your perspective. What do you think of her? What kind of person is she? That sort of thing. I adored my sister. When I was little, I mean, back in ordinary. And you don't anymore? When I first got here, sure. I'd always hoped she'd come too. Find me, take me home. We went everywhere together. Why should this be any different? Casper said she could come too, to the Bureau. If she wanted to. But she never did. Why do you think that is? Because she didn't care about me. She always wanted to be out on her own, seeing the world. She always said so. But she got what she wanted. Great. So she wanted to see the world. Did she ever mention any place in particular? Why? We like to ask questions around here, you know that. Any particular cities, towns, landmarks, anything like that? I don't remember. What about family friends? Were you close with anyone living outside of Old Town? I'm done with this. Tell Casper I want pizza for lunch today. Dylan, wait, we're not talking. End of season. Quindi, nostro fratello che era tenuto lì dentro e che ha sfondato tutto e che sembra essere in possesso di poteri ben oltre le nostre capacità, prova un po' di risentimento nei nostri confronti. Dici, eh? Allora, ecco qua. E quindi a questo punto dobbiamo tornare indietro. Qui non c'è niente da esaminare. Mi sembra ci potesse essere qualcosa sopra e difatti. Non l'ha preso? Ah, ok, giustamente se cade dall'altro lato io non riesco a prenderlo. Allora, vabbè, ce ne dobbiamo tornare indietro. Fratello, però, ci trovavamo a metà strada perlomeno. Non vuoi rilassare. Lì però anche c'è, no, vabbè, è collegato alla porta di livello 6. A questo punto noi dobbiamo tornare da Emily, quindi Emily, da Winder culo. vediamo a questo punto se riusciamo a capire questa del frigorifero, se no dobbiamo semplicemente scendere di un piano perché era al quarto. Frigorifero? E sei qua. Keep your eyes open, fella. What can I do? Oh, you're back. Oh, thank you. Adesso parla. A posto. If I look away, I don't know what this thing will do. You A have to posto. get me out of here. The door can only be opened by the Panopticon supervisor. That's Langston, if he's still around. Langston. Yeah, I know him. I'll go ask him how to get you out. Please hurry. My eyes. Anche perché devi stare Calm down. con gli occhi aperti, fisso. Ed è quel frigorifero che abbiamo letto prima, Cri. Ci sono ancora i disegni attaccati vicino. I disegni che aveva fatto il figlio. My eyes hurt so much. Just hang on, Philip. Allora, dobbiamo tornare da Langston. E ci conviene fare così. All'ingresso qui. No. Ah, ok, già si è teletrasportato che è giustamente alla stessa zona. Better not get blamed for this mess in the next performance review. There's something to Philip up in a cell. He's watching a refrigerator and very rapidly losing it. Philip? Oh shit, I forgot about fridge duty. He's been in there for over a day, I totally forgot. Pensa a stare 24 ore fisso con gli occhi su un frigorifero e non puoi fare altro, non li puoi chiudere per un secondo. Non ricordo il bro.
brutta situazione. He said you'd be able to open the cell door. Yeah, I can unlock it on my terminal. C'è chi lotta all'oscurità con una torcia e una pistola e chi lotta guardando un frigorifero. The fridge is behaving erratically. Ocular contact is the only thing that seems to placate it. If we don't have someone in there watching it 24/7, people will die. I'll figure something out. I'm pretty good at these things. Being pretty good with altered items isn't standard bureau procedure. Allora, Langston, per piacere. Ok. Ci troviamo adesso? Ci può dire qualcosa di Trench? Oh, he spent most of his time with Darling and all them, the inner circle. Not that I care. He did stop in occasionally to scowl and smoke. Did you know the Bureau has a no smoking policy? It does. Just not for Trench. Still, he is the one who put aside funding for the Panopticon. The man did have vision. Do you like working at the FBC? Sure. I mean, yeah, the drama's a bit much, but I get better benefits here than I would over at the Postal Service. I checked. Better healthcare. That's not to say I don't like my job, man. Been here over 15 years. No one knows the Panopticon collection better than me. I'm, close to them, in a way. How do you keep the altered items under control? It depends on the item. Each one has different needs. Ritualistic touches go a long way. Singing to them, flipping the lights 3 times, that sort of thing. No, It's not superstition if it works. no, Capita, no, Gianmarco. no. Così, no. What's the difference between objects Okay. of power and altered items? Think of them like storms. Objects of power are like tropical cyclones or hurricanes for the uneducated. They're big, rare, and scary. Of course, directors can just bind the OOP and become the eye of the storm. Altered items are more like weird thunder. Sir, stiamo giocando tanto bellini, carucci e sistemati perché dobbiamo staccare. Cantare Madame, che è Madame, Christian. Occhio a quello che dici. Knives. Knife rain. Avvisato? Di cosa? Sir, siamo qua, stiamo giocando, che dobbiamo staccare. How did you get this job? Torno dopo. Ah, perché torni tu? No, allora stacco. Io pensavo che stava succedendo. Se è perché torni tu, come sta andando al lavoro, sir? No, ma da poco abbiamo iniziato, non è neanche un'oretta e mezza, vai tranquillo, siamo qua. Facciamo lo scherzo a sir. Ma sir se ne va... Sai quando fa qualche festa? Facciamo che ce ne Stacca. andiamo tutti. Questa. Oh, è successo un problema, però a noi ce ne sbatte per la ciolla. Allora, ci riteletrasportiamo sopra. No, ma tu, sir, tu fai sempre bene ad avvisare. Tu sei una persona cara, onesta e sincera. Rompi i coglioni. Questo è un altro discorso che non c'entra con l'argomento attuale. Però, tu fai sempre bene ad avvisare. Vai tranquillo, tu stai riuscendo a lavorare tranquillamente almeno oggi. Allora, ci hanno aperto il frigorifero. Aspetta un attimo, aspetta un momento. Aspetta, c'è un documento. Che ha fatto il frigorifero? Si è incazzato il frigorifero. No, non ti preoccupare, sir, vai tranquillo. Vai che ce la fai. Noi crediamo in te. Mamma mia, stiamo guardando. Crediamo in sir. Forza sir, che cos'è qua? Ex. Ovviamente. Dammi tu io sono... Sembra il consiglio, ma oh, salve. Salve, lei è? Giancarlo? Alfonso Frizzante. Allora, tu anche eri un rompicoglioni. Carica, carica. Per l'amor di Dio, carica. Guarda, guarda. Suca.
Aglia tua sorella. Allora. Devo giocare le riserve di energia. Che cosa sei? Aglia. Sei un po' cattivello, eh. Solo perché ti sto buttando degli oggetti in faccia, non mi sembra il caso di essere così aggressivo nei miei confronti. Tua sorella? Avrai una sorella, penso. La possibile, dai, questa. Ho capito, poi uno inizia a parlare e se ne va. E ti rompe anche tutto il quadro. Le volte che sono caduto giù. Per piacere. Per piacere. No, non fare quello che già... No, gioco, non ti ci mettere pure tu. Voglio cadere per colpa mia, ok, ma non perché laghi. Dai. Un po' di sana competizione, dai. Allora, energia perché se no ci sono grossi problemi. Sì, sì. No, non solo lì. Non solo lì. Oscar, aiutaci tu. No, sei un poco stronzo, però. Sei un poco tanto stronzo, fermati. Fermati, non si fa. Non si fa. Un orribile E dopo persona. tanti anni riuscire almeno una volta a farti al primo try e farlo in live, vaffanculo. Oh, l'ho sempre odiato lui, sempre, sempre, sempre. Io odio la vita. Sempre. Vai, vai, sir, tranquillo, tranquillo. Spero almeno tu stasera abbia messo la mutanda. Che soddisfazione. Allora, incidente dell'impiegato. L'incidente in questione si è verificato, Antani, ed è stato portato all'attenzione delle risorse umane dal personale per la sicurezza interna che è intervenuto. Secondo i rapporti verificati dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza, l'agente Filson è entrato nella cucina dello staff con l'intento di consumare il suo pasto, un tramezzino preparato a casa tagliato diagonalmente e contenuto in un contenitore di plastica, per poi scoprire che il frigorifero aveva il suo pasto. L'agente Filson, che già ci ha bruciato un mazzo perché io volevo soltanto andare a mangiare e non c'ho più il pranzo, ma va bene così, ha iniziato a dare calci all'apparecchiatura di proprietà dell'agenzia, mentre esprimeva, scusate, la sua frustrazione con profanità ad alta voce. Ognuno ci mette quelle nella propria lingua. Questo comportamento ha messo in allarme molti membri dello staff presenti. La sicurezza è stata allertata poco dopo. Filson eseguì l'ordine di desistere impartito dal capo della sicurezza. Raccomandazione. L'agente Filson è stato ripreso per il comportamento e sospeso per il resto della settimana lavorativa. La commissione di revisione raccomanda una sessione di terapia non obbligatoria. Cioè io vengo a lavorare, no? Metto il mio cibo che mi sono preparato da casa con tanto amore nel frigorifero. Sì. Il frigorifero, perché è un'entità paranormale, parastatale, paramilitare, para quello che è. Sì. Si mangia il mio cibo, io non lo devo prendere a calci? Sì. Ficio di merda, però. È così che si fa. Vabbè, Così. allora. Abbiamo completato anche quest'altra quest. Dobbiamo soltanto tornare un attimo indietro. Ci spendiamo i punti abilità e andiamo dal caro fratellino. Numerous cell breach. Io avrei dei dubbi, però Philip's gone. Something happened before I could get him out. Poor Philip. fatto fottuto. If you're here, then who's watching the fridge? The fridge is fine now. I took care of it. Ecco, noi siamo
La Bob aggiusta tutto del paranormale, Christian. C'è un problema con qualche entità? Siamo noi, a posto. This thing was in there. It was huge, had one big eye. Wasn't friendly. We've been getting reports from the astronauts lately about something fitting that description. The astral plane is usually connected to our world through objects of power, not altered items. If this thing is linking itself to altered items, then it's clearly powerful. Un vero rompicoglioni. Do you think that thing is what got Philip? Must have been. Panopticon is a dangerous place. The agents all know the risks. But, since you're some sort of altered item whisperer, I've got a list of others for you to corral. The Hiss are causing containment breaches left, right, and center. Here, start with these. I'll see if there are any others missing while you're gone. Ok, ci sono degli oggetti in giro per la struttura, va bene. Allora, abbiamo avuto altri 3 punti. I'll see you later, Langston. Quindi, I'll be here, as always. allora. Quindi adesso dobbiamo trovare lanterna di carta giapponese, il semaforo, sedia a forma di mano e lettere mobili. Vediamo un attimino dove sono collocati. Uno è nel Panopticon, quindi è qua vicino. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Soglia isolata, ala medica e lettere non recapitate. Allora, noi invece, volendo fare più un momento alla Maria De Filippi, Sì. sa, sono anni che non vediamo nostro fratello. Certo. C'ho 6 punti abilità. Mm. Metto un po' di forza scudo più 20 perché, sai com'è? Non ci vediamo da tanto. Non è che poi mi abbraccia, ci facciamo male, capito? Oh. Quindi io metto questo, metto danni da lancio, un altro cinquantino che non fa male. Energia ce ne vogliono 3. Quindi no, questi qua ce li teniamo. Vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa. Niente, niente. E a questo punto ce ne torniamo all'esecutivo. Allora. Bene, il gioco è crashato. A posto. Vabbè, Va bene, il bello della diretta. a posto. Trovi anche tu, Enzo. Quel pulsante X quasi al centro dello schermo che non c'entrava niente perché non c'era manco un menu là. Stava facendo pensare che stava accadendo qualcosa. Però va bene, va bene. Dai, Gri, rispetto alla prima volta, soprattutto adesso sta andando molto meglio. Dico andava a 5 fps, ma avevamo avuto problemi molto più grossi, quindi va bene così. Quindi va preso un attimino di pausa. Va bene anche così. Tanto fortunatamente i caricamenti comunque sono abbastanza veloci, quindi non ci mettiamo tantissimo. Allora, quindi noi facciamo finire non è successo niente. No, allora, andiamo Signora. qua nell'esecutivo centrale. Ok. E adesso sembra che sta andando. Allora, fratello, dove sei? Qui il potere non funziona. Noi dobbiamo parlare con Emily. Non ci interesseranno in questo momento. Io stasera ho fatto la pasta con le patate. Vabbè. Aglia. I'll keep an eye out for that information. Ok,
vecchi amici. Allora, tu cosa hai da dirci? Oh, fuck, don't get me started on BlackRock. You know, ever since research found out that it blocks paranatural stuff, they have just been parading dangerous materials in and out of the fucking quarry. Fucking lab coats, man. Not making the job work. Still, at least the quarry's got a good view of the night sky. You know, me and Salvador used to have afterwork beers there. Deve essere bello dire andiamoci a bere una birra in un buco Interdimensionale, no, interdimensionale ricchi e con una... morti. Sì. Va bene. What do you know about Dr. Dunn? About as much as anybody, I guess. Had to research. Once they hear himself talk, all of those science types absolutely do. Now he's been acting a little bit psycho recently. Although HR told him not to use that word. Noi effettivamente Darling lo stiamo vedendo un pochino ovunque, ma Ecco. lui dov'è? Dov'è? Anche se però sto fatto che sta un attimino non tanto col cervello a posto. Sì. Quindi, se vi trovate in un altro piano dell'universo, ragazzi, non bevete l'acqua. Sì. Non va bene. Non va bene bere l'acqua. Allora, boh, ti ho solo salutato, non è che ho detto qualcosa. Allora, a questo punto noi andiamo prima di tutto qui. Oh, perché sono tutti questi documenti qua sopra? Allora, parliamo prima con Emily. Dov'è nostro fratello? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. Now, Marshall set up an HRA workcation container. It's on the upper floor up the stairs. Okay, I need to go. Jesse. Be careful. Allora, già il fatto che tutti loro siano ancora vivi, già questo comunque È già sorprendente. lascia fare, lascia fare. Vedendo come abbiamo trovato la situazione della sua cella. Cronologia degli eventi. Esaminare la sequenza temporale dell'invasione per possibili schemi comportamentali dell'IS. Stabilire la sequenza temporale è al momento difficile a causa della mancanza di un'affidabile comunicazione tra i settori dell'agenzia e lo staff. I modelli preliminari indicano che l'epicentro dell'invasione è localizzato nel settore esecutivo.
Una volta divenuto possibile intervistare il personale sopravvissuto e individuare l'esatto punto dove dovrebbe essere fattibile. Altre importanti domande che potrebbero trovare risposta grazie alla sequenza temporale. Come fa l'IS a superare l'isolamento interno? Come fa la risonanza IS ad avanzare nello spazio? Cautamente o uniformemente? Qual è il vero obiettivo? Il mondo esterno? Una destinazione interdimensionale? Fare riferimento al fascicolo Tony per il rapporto completo. Minchia Tony. Allora, noi del telefono rosso adesso possiamo sentire questa. Non sto sentendo la voce neanche io, Cri. Ora, se tu mi dici che stai sentendo la voce del consiglio e io no, è comica. Ok, ok, ok. Ma non so se è proprio così. Ok, dice di non credere comunque a queste entità che abbiamo trovato nel frigorifero. Forniamo un miglior piano sanitario. Va bene. Diciamo che loro si esprimono per concetti. Allora, se io adesso metto un altro a caso. Questo non lo sento neanche io. No, aspetta, ma devo capire perché. Trench. Cree, io questo lo sento, tu lo senti? Aspetta, perché è basso. Allora. Bello che ogni volta no, io non vado a muovere le impostazioni. Qua sta tutto a posto, tutto tranquillo. Silenzia pure la musica sotto copyright, così siamo pure un attimo tranquilli, eh. Sta tutto al massimo. Una volta non si sente una musica di qua, una volta non si sente la musica di là. Però Cri, va bene. Il bello della diretta. Sì, sì, va bene, va bene. Allora, se intendiamo l'IS come una forza basata su vibrazione e risonanza, forse la suggestione, che ora viene individuata nella loro vocalizzazione, è un tentativo di esprimere quella risonanza usando le corde vocali umane. Ci sarebbero differenze se la cantilena venisse recitata in un'altra lingua? La parola comune più usata è volere. È interessante notare che ogni uso della parola è attribuita a tu. Tu vuoi ascoltare, tu vuoi che questo sia vero, tu devi volere che queste onde ti trascinino via. Siamo noi il tu a cui l'IS si rivolge? L'IS crei dell'umanità o forse tutte le forme di vita non IS vogliono unirsi a lui? Farsi consumare? È questo l'obiettivo? Le altre parole più usate sono attraverso e tempo. È possibile che l'IS stia affermando come sia arrivato qui o un'indicazione della sua età? C'è una chiara intenzione in queste parole. Ridurre la suggestione a sciocchezza, come suggeriscono alcuni dei miei colleghi, e oltremodo stupido. Fare riferimento al fascicolo Intani per il rapporto completo. Si chiama così il fascicolo. E che ci posso fare? Allora, abilità linguistiche. I ricercatori sono stati invitati, no, sono stati inviati, scusatemi, a trascrivere la cantilena ripetuta dall'entità IS. Nell'interesse della sicurezza, questo è stato fatto con le entità IS fluttuanti e non aggressive. Tuttavia, non sono state osservate differenze tra questa frase e quella ripetuta dalle entità IS più violente. Qual è lo scopo di questa serie di parole ripetute? È questo il modo in cui l'IS corrompe gli individui? La cantilena produce qualche effetto fisico? È un messaggio? Una suggestione? Siamo stati in grado di ottenere una registrazione diretta della cantilena, fare riferimento al relativo audio, fare riferimento al fascicolo ATO per il rapporto completo. E noi difatti l'abbiamo notato, Cri, i corpi sospesi, ma anche quelli che ci attaccano, sembra che stiano canticchiando qualcosa. Tu cos'hai? Un'altra missioncina per noi?
is she? She is a colleague of mine. A researcher studying a kind of extra-dimensional mold growing bone research. I don't like the sound of that. No one does. I haven't heard from Rhea since the Hiss arrived. Would you mind having a look around for her next time you're in research? Of course. Thanks, Jesse. Now, what's on your mind? No, noi adesso dobbiamo andare da nostro fratello. Abbiamo già per la prossima volta, quindi abbiamo un po' di missioncine da fare. Quindi siamo a posto così. Che cos'è qui? Un gettone del jukebox. Metti un disco. Un'altra missione. Aspetta, questa qual è però? Metti un disco. Chiedi informazioni ad Arish sui gettoni del jukebox. Arish adesso ma dove si trova? Allora, noi iniziamo ad andare da nostro fratello. Arish, sei tu. È vero, ti abbiamo parlato prima. Any idea what Dad said? That is a jukebox taker. Little bastards turn up in various places. Bad pennies. The Rangers use them to activate an old object of power. Jukebox, I see. Does it have any good songs? Nope, just the one record. Hey, be careful turning it on though. When it's playing, you get a free trip to the formation. Why is it sent there? The Bureau has been wondering that for years. I mean, it's just a pile of rocks built by God knows who. But our researchers have confirmed it's in the same threshold as the quarry. No one's ever been able to map a physical route to the formation for maintenance. So it's in the quarry. You just don't know where. Pretty much. We only send in annual expeditions to the formation. Checkups, as everyone calls them. This year's team went in the day the Hiss arrived. What do you think? As long as you don't want my house. I can go in there. I'd appreciate that. The jukebox is kept just past the security booth over there. When it's open, we'll run it. Me too. You're not the Ok, only one. va bene. Quindi c'è un jukebox magico che appare e ti teletrasporta. Va bene. Christian, va tutto bene. Possono essere costruiti nei punti di controllo e si possono ottenere tramite allerte dell'agenzia, contromisure del consiglio, spedizioni e sconfiggendo i nemici rompicoglioni. Allora, vediamo un po'. Il nostro caro fratellino mi sembra che sia qua dentro. Eccolo qua, ecco. Moscia Maria De Filippi, aspetta. Fratello, ti vedo un po' sospeso. Can you hear me? Hello, Gabri. Hello. Do you know who È un cugino, Gabri. Sono parenti. Dylan Faden's sister. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The Hiss made me better. Non direi tantissimo. You've always been you. You want Can you stop that? Please. scared to say those words. I want to say them. They sound good. Sì, 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 Don't you want to say them too? assolutamente sì, Gabri.
luce d'arancia durante il delirio ci stava bene comunque. We found Polaris together with my sister when we were very small, ordinary. In the desert, through the door opened up by the slide projector. Ah, per questo, sir. Ragazzi, grazie mille, benvenuti. Salve ragazzi. Grazie mille, sir. Sam, grazie per il ride. Si ringrazio tutti stasera. Sì. Abbiamo trovato Dylan, siamo felici, dai. Buonasera, sir, e grazie mille di nuovo, Sam. Noi siamo qui con nostro fratello che ha alcuni problemi al momento. Un ragazzo particolare. No, non sta tanto bene. The Bureau brought the slide projector back here with me. The Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... Pensi che andando a questo invece. They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. Ecco spiegato come Liz ha invaso l'Oldest House. Il proiettore si trova ancora nell'istituto. È ancora qui dentro. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. You must see the truth for yourself, Jesse. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the key card to get you there. Salvador wanted me to have it. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. Allora. Il problema adesso è piuttosto semplice. Chi ha ragione in questo preciso momento? Nostro fratello, anche se corrotto da Liz, o l'agenzia? Che a questo punto niente ci vieterebbe di pensare che ciò che in realtà una parte di nostro fratello ci sta dicendo possa effettivamente essere la verità. Noi ci siamo ambientati. Qui i polacchi stanno giocando a Lupus, ma mi ci vorrebbe proprio una bella partita di Lupus, sir. Madonna mia. Noi di questa agenzia alla fine che cosa sappiamo? Che cosa... Non è che ne sappiamo tantissimo. Così come delle entità. Però c'è un problema, c'è una conferma che ci ha dato Dylan che è importantissima e noi già da un po' nei documenti e vari, anche chiedendo ai vari personaggi, non c'è stata data risposta. Il proiettore è qui nell'edificio da qualche parte e stavano tentando di studiarlo. Studiando e perdendo la testa perché sarebbe facile immaginare chi sia lo scienziato che ha studiato e ha cercato di capire il funzionamento del proiettore. Sappiamo che Darling era ovunque, in qualunque degli esperimenti, in qualunque degli studi, in qualunque cosa riguardasse il lato scientifico dell'agenzia, lui c'era. E già dall'inizio del titolo
possiamo ricordare come tutti erano molto vaghi e tutti i documenti riguardanti il proiettore, ciò che era successo a Ordinary, era tutto redatto e non c'era possibilità di saperne niente. Liss è entrato da lì. 3 erano. Era il Lupi e uno era la prof. Ah, pure i prof stanno giocando con loro. Sto immaginando la scena di questa prof polacca che fa Che gli gioca a occhiolini. Lupus, No, sì. no, che fa gli occhiolini Che fa ai che. colleghi. Sì. Ma vabbè, Tu capita. muori, tu muori. Capita. Capita. Ammazzali, lo boccio pure a sto stronzo. Ci ha detto di stare attenta a Polaris. Polaris è un PG della Marvel. No. Cioè, sì, però non in questo caso. Non so se la Marvel è canonica nell'universo Remedy. Non so. Non so, non ho visto qualcosa del genere. Credo di no. Ora lui ci dice di trovare il programma dei candidati primari perché c'è forse qualcosa che ci vuole mostrare. C'è qualcosina che non va. Polaris sposta le carte di costo 1. Ah, ok, lui Bravo, gioca. sir. Ok, ok, va bene. Esattamente, sir. Non credo sia collegato, però sono informazioni, come abbiamo capito in Alan Wake. Noi prendiamo tutte le informazioni che prima o poi servono, in qualche modo si collegano, quindi prendiamo questa informazione e teniamola da parte. Allora, qui c'è un ingresso di livello 4. Beh, devo fare pure io la stanza così piena di post-it, così mi ricordo quando devo fare qualcosa. Allora, questi documenti ce li leggiamo la prossima volta. Voglio vedere più che altro qualche cassa, almeno ci. La tessera me l'ha data in automatico. Non mi vorrei sbagliare, ma ce l'ha data in automatico. Andiamo a fare un controllino. Ti posso ancora parlare? Jesse, tu mi hai dato l'indicatore a schermo, premi qui, non io. Gianmarco, io al momento sto giocando il mazzo del tribunale con Antivenom. Bello, Non tocco Snap da una vita io. bello, bello. Io non ci sto giocando più, sir, ormai da un po', però seguo sempre, quindi sono abbastanza informato. Before all of this happened. But in the dream, I was alone. It was just me. I was the only. A girl. My name was Jesse Dylan Faden. Ho detto un attimo una cosa. And caught me, brought me back here, locked me up. Have you ever noticed that our names, Jesse, Dylan, they could be girls' names, boys' names, could be Vabbè. anything. Eh sì. I find that weird. I find that weird. Sure. Penso stia cercando di farti notare qualcosa. Noi ricordiamoci sempre che il nostro fratello non sta bene. No, non sta bene. I'd like to talk to my brother, please. Dylan? Dylan would like to tell you about a dream he had just now. I was going to be the new director of this place. I helped you get a job here so that we could be together. You were an office assistant. You'd make coffee and deliver the mail. And it was Mamma mia, always proprio pretty sessista questo fratello. and it stayed that way forever and ever. It was nice. Really nice. E tu comanda. Appunto. But here's the strange thing. The dream shifted, and none of it was real anymore. It was a game. We were in a game, and it was a fucking boring game. But you couldn't stop playing.
is an ordinary song about an ordinary girl from an ordinary town. It's the ordinary story. She worked an ordinary job in an ordinary office. Pensa. And that's all I can remember of that dream. Io ho una domanda Prego. seria, anche se può No, far no, ridere. prego, facci Che pure. tu sa, perché io non mi ricordo questa cosa. Il fratello. Sì. Aspetta, no, voglio rispondere un attimo a Sero perché Ah, prego. su 20 partite fatte, 20 vinte. Il mazzo del tribunale. Tanto di è forte. cappello. Il tribunale è forte. Praticamente, io non mi ricordo se lo fa vedere, può essere pure che non è importante, però Sì. magari ha senso. Il fratello era già pelato. Sì, Ok. sì. No, no, Perché ho sempre. pensato quelle cose un po' alla No, proprio, no, capì, no, che ti no, no, mettono no. quelle cose in testa. Lui così è tirate. Dylan. Lui è Dylan. È Dylan. Lui è Quindi era Dylan. così. Sì. Però Cioè, sempre, forse sempre vivo. così. Sempre così, Ok, sì. perfetto. Cioè, a ridere che pelato, magari uno dice, I "Oh, just had an è sceso interesting di dream. Questi vanno ascoltati tutti. That's fascinating, but let's talk about the hiss for a change. Ah, This dream was about the hiss. allora diccelo. In my dream, the hiss had broken free of this prison, this house. I'd set it free, and the president himself was there to welcome us. He was the first one to take the hiss in. Spread the word. At first, many people thought it was horrifying. That he was horrifying. But many people who heard his words wanted to welcome the hiss in. And slowly, more and more of them came around until the whole world was brought together by the hiss. It was wonderful. Okay, thanks for sharing that. Buonasera Smolder. Oh, Ismo, buonasera. Tutto bien? Diciamo che più un menu dei... No, ogni volta. Sembra che sta a fa stretching così ogni volta. Ecco. E si riprende. I'm glad you asked, sister. This dream, like all dreams now, felt very real. Like reality. Reality now feels like a dream. Maybe it's all a dream. Maybe it's all real. Va bene. I was in a dark place. Oh, c'era un uomo scuro. Dark man there. His name was Mr. Door. And he told me that there are many worlds, side by side, on top of each other, some inside of others. In one world, there was a writer who wrote a story about a cop. In another world, the cop was real. Door said he himself was in all of them at the same time, endlessly shifting between them. I asked him how I could reach these worlds. I wanted to bring the hiss there. But he didn't want to help me. He didn't like the idea. What did he know? Allora. Cri. Lo sai. Allora, io... Smolder allora. ha detto tutto bene, ho adorato Control, quindi un fratello. Christian, aspetta un attimo, mo ti faccio capire tutto per bene. Smolder, noi no che amiamo Control, noi amiamo proprio tutto l'universo. Cioè, per noi due, Sì, io sono un novizio. noi vogliamo un bene a Remedy, guarda, che è incommensurabile. Soprattutto per il fatto che sono universi perfettamente collegati e la storia che stanno portando avanti è
una cazzo di storia che a me piace moltissimo. Solo lodi quando non si bugga e crasha come prima. Poi adesso tutto. Prego. Allora, Christian, non sarò il più simpatico degli streamer. Non sarò il più giovane degli streamer. Non sarò il più bello degli streamer. Però sono un cazzo di genio nell'organizzare le puntate e far finire il tutto nel momento perfetto. Sono buono. Potevo mai lasciarti senza un dolcetto? Christian, potevo mai lasciarti senza una notizia del nostro amato Alan? Dai, dai, qualcosina dovevo stuzzicarti e dovevo fartela avere. Allora, però va analizzato tutto il messaggio di Dylan. Attenzione, quel messaggio che hai sentito adesso è un secchio di lore preso e gettato in faccia. Completamente. È un secchio. Guarda, Christian. Christian. Madonna, che cosa non ha detto. Mamma mia, Smolder. Smolder, anche io l'ho fatto. Mi si buggò il salvataggio per un mese. Ho dovuto aspettare la patch per il finale. Non ho potuto finire il gioco. Io stavo lì dopo 13 anni e anche più. Lasciamo perdere. Allora. Ecco, Smolder, tu hai giocato Alan Wake 2, no? Guarda, sei arrivato proprio al momento giusto. Allora, con Christian siamo partiti da Alan Wake 1. Abbiamo già fatto Alan Wake American Nightmare. Siamo arrivati a Control e continueremo portando il tutto. Senza dire niente, che lo sto tenendo al buio in tutti i modi possibili, in tutti i modi immaginabili, anche avvisandolo quando c'è qualche evento o appare qualche notizia di Alan Wake in giro, di stare attento. Quindi, tu che sai, penso che hai capito di chi o cosa mi sto riferendo. Confermi anche tu che questo messaggio che ha detto adesso Dylan è di un'importanza che dire vitale è dire poco? Mi puoi confermare questa cosa? Io continuo a dire che c'è del razzismo. A me si buggò tipo la telecamera e dovetti rifarmi un capitolo intero. Per fortuna niente salvataggi rotti. Il mio bug era parla con quel personaggio e fai cose. Quel personaggio non gli appariva il prompt del diavolo. Niente. Niente. Un mese senza sapere come finiva. Allora, Christian, che cosa ci ha detto Dylan? Ecco, bravo Christian. Bravo Christian. Ma andiamo, su questa cosa siamo tutti d'accordo. Allora, ricordiamo uomo oscuro. Ricordiamo un uomo oscuro che si chiama Dor. Ora, lui è collegato, parlo sempre di Dylan, è collegato a Liz. Liz sembra sia qualcosa al pari di Polaris. Ce l'ha fatto capire Dylan che entrambe... Dylan è il nostro profeta, assolutamente. Lui è in contatto con Liz, che è qualcosa al pari di Polaris. E noi non sappiamo ancora questa entità, sta cosa che ci portiamo appresso da anni, che cos'è. Però ci ha parlato anche di altro. Ci ha detto che questo Dor parlava di porte per altri universi, porte per altre dimensioni. In una c'era uno scrittore che scriveva di un detective e in un'altra c'era solo il detective. Ecco, è bello vedere la struttura di come imposta le trame Remedy, perché questo messaggio crea a questo punto, è palese, una parte di quel messaggio è riferito ad Alan Wake, lo scrittore che scrive di poliziotti, chi mai potrà essere. Dor è qualcosa che scopriremo più avanti, quindi dovremo aspettare un altro gioco Remedy per saperlo. E l'ultima frase è quella che mi è sempre piaciuta più di tutte, perché è semplice, ragazzi. La risposta è Max Payne. Bello, semplice, pulito e sistemato. Un titolo che all'apparenza
ha una sua trama, ha un suo mondo, ha le sue cose e non era collegabile o collegato a Control o a tutto l'universo dopo che abbiamo scoperto che in Control ci sono elementi di Alan Wake, ragazzi, basta una semplice parola, basta scrivere per bene una trama e tu con una riga soltanto hai fatto un semplice collegamento bellissimo. E questo fa sì che Max Payne sia, dal mio punto di vista, canonico. È una dimensione diversa. Punto. Quindi sappiamo adesso che Max Payne, Alan Wake e Jesse sono in qualche modo collegati. Ci siamo tutti fino a qui? Qualcosa non è chiaro? Qualcosa di... Se avete qualche domanda, qualche dubbio, qualunque domanda ti viene in mente, falla pure tranquillamente, senza nessun tipo di problema. Che per me, a parte qualche altra cosa che ci potrebbe... Oh, vai tranquillo, vai tranquillo. A parte qualche altra cosa di trame che sì, molto importante, ma credo che quello sia uno dei messaggi più importanti di tutta la lore dell'intero universo Remedy. Quindi, mi raccomando, già hai capito cosa devi ricordare. Tu ricordati Dor. È che è una persona oscura. Allora, si sono attivate una miriade di missioni. Quindi siamo belli occupati. Ah, ok, no, pensavo sì che avessi una domanda, scusami. Ah, per ora, per ora, per ora. Allora, spero che capiteranno momenti in cui ti verrà anche qualche domanda e sentiti sempre libero di farlo. Allora, qua possiamo craftarci questi gettoni per il jukebox e proprio per concludere, io dico la verità, credevo che si sbloccasse molto più dopo. Dov'era il jukebox? Allora. No, usa il gettone. No, dov'è? Dove sei? Dove sei? Non mi ricordo dove sei. Che questo, se non mi sbaglio. Registrazione. Lots of interesting data off that. Forse nei piani alti. Allora, tanto possiamo aprire qua. Ok, noi comunque quando avremo tutte le chiavi, un giretto anche qui che si stanno sbloccando varie cose, ma sono per lo più solo di trama per quanto riguarda Control, quindi ce le possiamo leggere anche la prossima volta. Non ricordo assolutamente dove sia il jukebox. Ok, c'era la radio qua. Ok, di là c'è l'ufficio del direttore. Documento. Ok. Limite se riesco ad avere un po' di tempo, anche perché le fight inizieranno a diventare abbastanza pericolose a breve. Devo vedere se riesco a collegarmi qualche giorno, vedo di fare qualche missioncina un pochino così
e ci recuperiamo un pochino di punti esperienze varie. Dor, il manipolatore di universi. Mm. Posso aggiungere una parola No. che verrà poi ricordata postuma? Posso, senza spoiler, ma proprio nessun tipo di spoiler, guarda. Poi mi dirai se ho torto o se ho ragione. Però così, in amicizia. Oh, senza nessun tipo di problema. Che si è andato un infarto. Sì. Ok, ok. Dor, ti ringrazio per una cosa per me bellissima e cara, ma sei un grandissimo figlio di puttana. Ma proprio grande, grande. Grande. Mi sembra un po' eccessivo, sinceramente. Però lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto. Però, figlio di... no, no, vabbè. Vabbè. Dor. Fatto spoiler? No, non ho detto niente. Con affetto, figlio di puttana, con affetto. Anche perché... Allora, no, non Quindi- devo vedere sta cosa, il fatto del jukebox poi. Allora, che ore sono? Sono le 23:20, quindi dai, siamo pure in orario per staccare. Allora, Christian, anche stasera, Mi hai dato un bel secchione. Dai. Ecco, fantastico. ecco Christian, a posto. Dor. Signore. Io t'ho detto, aspetta. Control sembra che parta lento all'inizio. Che effettivamente, tempo di capire cose, capisci un pochino come Il gioco muovere. tende di dargli un po' di Poi tempo per aprirsi comunque, però si apre. Come è che si apre? costretto e per me Remedy comunque se l'è gestita bene perché ti tira addosso le informazioni principali all'inizio e ti fa capire, guarda, in questo mondo ci sono queste regole, ci sono questi oggetti, c'è questa cosa. Te lo fa capire portandoti per mano e piano piano ad assorbire questo concetto e far in modo che per te possa essere la normalità. E poi ti inizia a dire: tieni, vai, sì. Io ti posso dire col senno di poi, anche rivedendola adesso, Sì. quella frase, pensando a tutto quello che accadrà dopo, perché dopo di questo, Cree, ma tu non hai idea di quello che succederà. Tu ti esalti e ti diverti per quello che è successo finora. E sto parlando da Alan Wake 1, Christian, ma tu non immagini minimamente dove ti sto portando. L'iceberg è ancora alto. Molto alto. Tanta materia. Tu pensi che qua stiamo mangiando, ci stiamo nutrendo, Sì. Cree, ma questo è uno spuntino. è un appetizer. Un entrée. Presente quando c'hai fame e ti prendi quel Kinder Bueno, quel pezzettino di cioccolata, quel dolcetto che ti piace giusto per saziarti un pochino? Ecco, è quello. Quello è... Sto momento qua, tutto quello che abbiamo vissuto è questo Un finora. ottimo dolce. Ma non è la portata principale. Il primo piatto. E voglio ricordarti, abbiamo ancora davanti i 2 DLC quando finiamo Control. Abbiamo Quantum Break. Abbiamo Alan Wake 2. Abbiamo... che non posso dire. E abbiamo i 2 DLC di Alan Wake 2. Christian! Mamma mia, Siamo Christian. al pranzo di Natale al sud e siamo all'antipasto. Sì. Ma, sir... Oh, Ianto, buonasera. Christian... T'ho detto, noi continuiamo piano piano, stiamo riuscendo a portarla avanti. Piano piano si aggiungono sempre più persone anche dagli altri canali e sta cosa ci sta facendo piacere. Noi speriamo di arrivare, almeno la mia speranza, quello che io spero, è che riusciamo a completare l'ultimo DLC di Alan Wake 2 prima dell'uscita di Control 2. Oddio. Sappi niente, Control 2 uscirà fra 2 anni se va bene.
Anche così da portarlo direttamente in live e... Devo preparare dei nuovi muri, ho capito. No, Vabbè, Christian, non fare Christian, niente. Christian, Christian. Non ti preoccupare, avrai modo di tirare testate, molte, ma gustose, soddisfacenti. No. Mister Dor. Io ogni tanto penso alla trama di alcune cose, pure dell'ultimo DLC. E noi abbiamo una cosa del DLC Dobbiamo ancora finire. che dobbiamo ancora vedere. Che ho visto in giro che molti hanno trovato sta cosa e hanno detto: oh mio Dio, che cazzo sta succedendo? È una cosa grossa. Una cosa grossa. Ma non è per te, Cristian. Non è assolutamente per te. No. Vabbè. Non diciamo. Quindi, Cri, non ti preoccupare, noi piano piano ce la faremo. Noi così sto cercando di portarti i blocchi per come ricordo la trama per fartela assorbire a te e anche agli altri in un certo modo, perché Alan Wake, se lo prendi tutto insieme, sono tanti concetti e tante cose un attimino da mettere a fuoco. Uno rischia un attimino di confondersi, ti confondi un attimo con la trama di tutto l'universo, finita. Ma Perdi, poco a no, se poco. perdi il filo, perdi Sì. completamente tutto. Seguiamo con calma, si fa tutto. Esatto, come hai detto, Cristian. Con calma si fa Con tutto. calma, assolutamente Te con lo godi calma. meglio, soprattutto. Tutti insieme poi che fai? Ti abbuffi? No. Devi soffrire, Christian. Christian, Devi patire. Christian, devi patire. Dovrai aspettare anche tu di vedere quando poi faremo Alan Wake 2. Cioè, capi? Sono È un cose casino. complicate. È un vero casino poi, Christian. Senza calcolare poi che il nuovo DLC. Ok, bene, abbiamo sfogato perché poi, Christian, Per credici, da parte nostra, avendo giocato tutto e sapendo bene quello che succederà dopo, no, col cazzo, non ne capita. No, purtroppo Capita. succede. C'ho il filtro anti-spoiler. Quindi se capito. dico qualcosa, capi? Si può creare un attimino qualche problema. Quindi noi ci mettiamo, continuiamo ad analizzarci tutti i punti. Un po' di tempo in più lo perderemo su Quantum Break perché non l'ho... È l'unico titolo che non ho mai giocato. Quindi ci mettiamo. So che ha una cosa che tipo ogni fine capitolo c'è una cutscene filmata, quindi è come se fosse un piccolo telefilm, mettiamola così. Ci sta. Quindi ci sono anche da vedere cose un po' a cinema, dai, facciamo così. Però di base so che comunque è un titolo abbastanza divertente. Sì. Non so minimamente la trama. Quindi non so effettivamente qual è la trama del gioco. No. Quindi dobbiamo un attimino vedere la situazione. Perderemo qualche momento in più in alcuni punti o se trovo qualcosa in particolare. Però, Cri, mi raccomando, almeno in 2 può darsi che troviamo qualcosa prima. Proprio perché, essendo collegato bene l'universo, niente vieta che quello che... te la metto così semplice, quello che abbiamo visto io e lui nel DLC che è uscito una settimana fa, 2 settimane fa, Almeno un paio di settimane. ci può essere qualche dettaglio in quello che possiamo ritrovare sotto varie forme in Quantum Break, nonostante siano passati anni. Quindi nonostante il DLC cazzo è uscito settimana scorsa e Quantum Break c'ha un bel po' di anni adesso dietro, Un po' sì. niente vieta di trattarlo come un gioco nuovo e
sia da parte mia che da parte tua, prestare la massima attenzione e studiarci per bene il tutto. Anche da parte mia. Per la serie, Christian, ti è piaciuta Alan Wake? Adesso dai una mano a pedalare. Pedala, Cristian. Perché c'è tanto da pedalare. Christian, sei entrato a far parte del bureau. Io e Gianmarco facciamo i colloqui. Quindi, Casino, bro. sei stato assunto, ci devi dare una mano e dobbiamo Al capire un lavoro. attimo la situazione. Al lavoro. È d'accordo, tutto. Allora, ci siamo un attimino rilassati. Siamo un attimino ripresi. Il caro Alan l'abbiamo sentito. Le persone ci ricordano ancora di lui, quindi va benissimo così. Noi stacchiamo un attimo anche perché così prendiamo giusto qualcosina da bere che ci sta bene. Ragazzi, il tempo che cambio schermate, cambio tutto e ritorno online. Quindi sarà qualcosina molto probabilmente horror. Quindi se volete restare e ci fate compagnia e non ci lasciate soli con l'entità, a noi ci fa sempre piacere. Ti piace Alan Wake camerai, Alan Wake live, ecco qua. Io voglio soltanto dire che sono state annunciate collaborazioni con Remedy anche nell'ambito di film e serie TV. Chiudiamola qua perché se esce qualcosa... Aspetta, ha detto Cristian, aspetta, cosa? Non ha capito. Ma aspetta. No, Cosa? Christian, mi sembra te lo dissi. Sì, dovrebbe uscire qualcosa o sul piccolo o sul grande schermo. Cosa può? Devo dire la verità. Non ci ho pensato prima, quindi mo decidiamo un attimo adesso, anche se stavo pensando, dobbiamo finirci FNAF. Sì. Possiamo provare quello, vedere se va. Wow. Mo vediamo un attimo un controllo a internosso e decidiamo un attimino. Quindi aspettate giusto un 5-10 minuti e torniamo in live. A fra poco. Cerchiamo di fare il più velocemente possibile. A tra poco.